Oggi abbiamo una intesa che non è più preintesa. Quindi oggi abbiamo l'intesa sull'autonomia su 4 materie, compresa la tutela della salute. Scandisce bene i termini in diretta a Focus il presidente della regione Alberto Stefani, determinato a far capire che il 18 febbraio per l'autonomia del Veneto va davvero ricordata come una data storica. Di fronte alla Lega che esulta, sono però in diversi a sostenere che in realtà la montagna ha partorito un topolino. Lo speaker delle opposizioni, Giovanni Manildo, parla di autonomia da prestigiatori. Vedere la giunta esultare per una firma che non porta un solo euro di risorse statali in Veneto è la conferma che Stefani, ormai a corto di argomenti, si è ridotto a vendere fumo a tacca, definendo creatività contabile l'annuncio dei 300 milioni di euro aggiuntivi per la nostra sanità, che tuttavia Stefani spiega così. Di poter reinvestire quei risparmi, quella virtuosità che noi abbiamo ottenuto in favore dei cittadini del Veneto, un principio sacrosanto che non fa altro che confermare il nostro principio di autonomia, cioè l'assunzione di una responsabilità. Le 4 materie contenute nell'intesa di governo non sono affatto marginali, rincara il presidente. Poter reinvestire i risparmi che fa, poter avere un vantaggio dalla virtuosità che ha, poter essere in prima linea nelle emergenze, poter promuovere e integrare i fondi di previdenza complementare e integrativa, poter garantire la contrattualizzazione e il miglioramento dei contratti per quanto riguarda il personale sanitario regionale e soprattutto garantire ancora una volta vicinanza nei confronti del territorio, perché questo è il modello che noi abbiamo in testa. Per Manildo la realtà è che su scuola, trasporti e infrastrutture, dove servirebbero i LEP e i soldi dello Stato, siamo ancora a zero. Di finta autonomia parla Davide Lovat di Resistere Veneto, accusando Stefani di vendere ai veneti soltanto cinici slogan. Ma c'è anche una parte di Lega che ritiene l'intesa sulle 4 materie un passaggio privo di contenuto. Non c'è la volontà politica di portare a casa la vera autonomia, quella che i cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini si aspetterebbe, ecco, da noi. Noi avevamo dei modelli completamente diversi, come le province autonome di Trento e Bolzano, eravamo partiti là e dopo naturalmente è sempre stato una corsa a ribasso. È logico che è un percorso molto difficile, molto lungo, molto complicato, però oggi noi non portiamo a casa niente, cioè è inutile che diciamo per l'amor di Dio, è un segnale, un passo in avanti, un passetto in avanti, ma non è l'autonomia per il quale io sono entrato nella Lega. La palude romana persiste a non dare risposte alla questione veneta, dice il sindaco di Noventa Padovana, né Venezia a quella della montagna, gli fa eco la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Silvia Calligaro. Nel suo statuto il Veneto non ha ancora riconosciuto la specificità della provincia bellunese. Le carte sul tavolo devono essere chiare. Vogliamo avere l'autonomia del Veneto? Ci sta, perché effettivamente ha dei vantaggi. Dall'altra parte però riempiamo di contenuti quello che abbiamo messo nello Statuto del Veneto e anche in una legge specifica.